Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Whoa, woman, oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I guess you've seen. Eccoci qua alla puntata numero 30 di Ingresso Libero e non possiamo farci mancare l'inconveniente. Se vede che stiamo andando in diretta, dovrebbe... cosa sta cercando? Cercavo Manganoni. Vada in un altro studio se sta lavorando. Sì, va bene, vado. Arrivederci, Di là? Sì, vada va di bene. là. Sempre dritto, in fondo? Va bene. Grazie. Vado. Mi ha chiamato? Ah no, scusi. No. Ecco qui con degli ospiti. Ecco, forse penso che i nostri ospiti siano migliori di quelli di quell'altro studio, vedendo così a occhio. Ma quasi vado a cercare Manganoni anch'io. Ciao a tutti, abbiamo delle new entry, abbiamo degli antichi amici della trasmissione. Oggi parleremo, la solita, faremo divulgazione e informazione teatrale con la bottega che sta facendo sempre delle belle cose, e poi è venuto a trovarci, partiamo da destra verso sinistra, Fabio Zaganelli. Applauso. Quindi, che si occupa da spettacolo, io ho letto quasi da autodidatta, è così? Sì, in effetti ho cominciato come autodidatta, poi ho frequentato anche corsi di aggiornamento in scuole di circo, Quindi, in Italia e in Inghilterra. E all'estero, poi adesso hai cominciato un circolo virtuoso all'estero, in tutto il mondo. Sì, in effetti, in Italia già lavoro bene e sto cercando di ampliare il mio raggio d'azione anche all'estero. È una storia molto interessante la tua, ci torniamo su. Antonello Mallamo, formatore. Buonasera. Davide Dal Fiume. Bravo! Antonio Pizzurro, regista. Oggi abbiamo anche una sorpresa per te. Poi Valentina Mattarozzi. Grazie, grazie. Showgirl. Ciao a tutti. Franco Bellandi, il capo indiano che fa della saggezza la sua arma migliore. Il bonzo. Allora, prima di organizzare le idee e di ascoltare l'argomento di cui vogliamo parlare in studio, oltre che vedere un po' di performance, vogliamo mandare il primo video teatrale della bottega. Risale a uno spettacolo organizzato al Don Fiorentini poco tempo fa, e l'artista che andiamo a conoscere oggi è un artista piemontese che ha lavorato con Licia Colò Fresia, sì, ha lavorato, come si chiama, alle soglie del Kilimangiaro, alle doglie del Kilimangiaro, alle falde del Kilimangiaro. Alle falde del Kilimangiaro. Ok, quindi vediamo un altro interessante personaggio, oltre che essere stato scoperto da Bruno Voglino, che è uno dei talent scout che ha scoperto Chiambretti, Troisi. Il cappotto me lo devo? Ah sì, perché è caldo, eh? Allora me lo devo. Ma nello spettacolo facciamo il tempo effettivo come nelle partite o... sì, te lo porto via. Ecco, la chitarra te la ridò. Sì. Speriamo che dopo non hai freddo. Perché adesso stai fermo, ma dopo ti muovi e sudi, eh? Cioè te lo porto io a seconda dei segni che mi fai, entrerò molto velocemente. Cioè, perché se no te lo direi io la temperatura che sento, però io sono atermico, magari io la percepisco in un modo, te in un altro.
Ah, può essere, sì. E cominci tu o comincio io? Ah, se vuoi comincio io, però mi porti via la roba. Se no comincia tu, dai. Ma forse è meglio che cominci tu, perché c'avevi quella cosa là che faceva ridere, io l'avevo sentito una volta, forse è meglio che cominci tu. No, ma anche te sei bravo, eh? No. Perché se cominci tu e poi la gente ride già tanto, che poi dopo quando arrivo io non ride più e ci rimango male. Sì. Sì. Ma io sono convinto che ride anche se fai te. Vedrai, perché non provi? Però se poi comincio io, la gente ride, poi vieni tu e stanca di ridere, non ridi più, ci rimaniamo male tutti e due. Ah, io non voglio che te ci rimanga male. O nemmeno io. Dammi. Allora, cosa facciamo adesso? Io ti ho già presentato, ormai andiamo avanti così, speriamo. Allora tu vai via? Un po' ti guardavo da qui anche per vedere di tenere questo bel ritmo che abbiamo creato. Abbiamo fatto lo spettacolo al Teatro Don Fiorentini, vedete qui il manifesto, hanno messo, c'è il film La Bella e la Bestia, poi ci siamo noi due, non si capisce di noi due? Sì, comunque è stato bello, la gente adesso non c'era, come vedete, tutta la gente fuori ancora, era tutto pieno, abbiamo fatto un grande successo. Sì, no, è vero, però se lo dici così non ci credono. Perché... Allora è vero, se lo dici così non ci credono, però è vero, lo dico anche così. Tra l'altro Osvaldo ha anche un affezionato da Ferrara, è venuto a vederlo. Da Copparo, per l'esattezza, io e mia moglie siamo venuti perché è famoso dalle nostre parti, Osvaldo, e allora siamo venuti apposta. Stasera mi sono divertita. Il nostro scopo era divertirli, sembra che ci siamo riusciti. Aspetta un attimo, gli diamo la cosa, quant'è che dobbiamo... Che ti ho dato prima, 50 allora, per il parere, no. Allora, no, va bene così, allora grazie. No, Ecco, vi abbiamo portato la conoscenza di Osvaldo Preti. Te intanto eri qui che premevi di cosa parliamo, allora oggi cerchiamo di parlare. Ecco, mettere questo titolo, che poi più che titoli sono parole chiave, diciamo. La parola chiave di oggi è il possesso, come ci relazioniamo con le cose soprattutto, con gli oggetti, c'è il possesso compulsivo, c'è invece il possesso distaccato, c'è chi ama avere tante cose, c'è chi ama l'essenziale. È interessante, chi ama per esempio riempire la casa di cose inutili e non riesce a liberarsene mai. Alla fine le cose occupano più spazio che le persone. Quindi ha a che fare con l'avere esasperato rispetto all'essere. Ecco, partiamo da quello, poi vediamo come si allarga la cosa. È chiaro che qui si parla di avere, soprattutto, come hai detto tu, rispetto all'essere, sicuramente. Ma non è tanto per rappresentarsi all'esterno, è proprio un rapporto personale che molti hanno con gli oggetti. Quindi rapporto personale. Rapporto che... Beh, c'è anche chi ha un rapporto, voglio dire, posso dire, di sicurezza a stare in un ambiente, a stare in un ruolo e magari non abbandona mai quelle 2 o 3 sicurezze che ha o che crede di avere. Sì, perché sicuramente gli oggetti che circondano una casa o che riempono una casa, al di là degli oggetti, creano tradizione, creano tradizione e quindi sicurezza. A me piacerebbe di parlare con questo anche con Fabio, che ha avuto... Cioè, la tua storia è molto... Cioè, un giorno hai deciso di cambiare vita. Sì, in effetti sì. Le tue sicurezze le hai un po' abbandonate quasi tutte. Cioè, per andare nel dettaglio, io ho lasciato 2 attività commerciali di famiglia per
in primis girare il mondo e poi, quando mi sono stancato di girare il mondo, fare il mio lavoro di performer. Se ho capito bene, queste attività commerciali consistevano in un bagno al mare, stabilimento balneare e un mini market. Sempre al mare, Casal Borsetto. Soprattutto lo stabilimento balneare perché venivano lì da tutto il mondo, venivano loro da te? A un certo punto ho deciso io di andare io da loro. Molto coraggioso. E sicuramente era destino. Sei soddisfatto di averlo fatto? Certo. E quindi alla fine ho posseduto una libertà infinita, una grande conoscenza, una gran fede e è una grande sicurezza, è una bellissima fortuna. Anche, una grande... Sì, ho acquistato dei valori interiori che non so se sarei riuscito a acquisirli in un altro modo. Cioè, è stato destino che dovessi scoprirli facendo quell'esperienza. Ecco, vedi che il discorso si allarga, dal possesso delle cose cominciamo ad andare al possesso del talento, al possesso delle conoscenze. Ecco, è questo lo spirito di oggi. Esatto. Beh, io ho intervistato lunedì a Vicenza Mogol e sul fatto delle conoscenze, sul talento, lui diceva: guardate, non fatevi infinocchiare, il talento ce l'abbiamo tutti, come dicono appunto gli scienziati che sviluppiamo, cioè conosciamo solo il 2%, mettiamo a frutto solo il 2% del nostro cervello, ma pochi hanno la fiducia e la costanza di lavorarci. Certamente, è una questione di applicazione. Comunque il talento artistico esiste nella misura in cui lo relazioni con gli altri, cioè non è un bene che puoi tenerti segreto o chiuso nella tua casa o dentro di te, esiste dal momento, non so, Valentina è una bravissima cantante nel momento in cui viene ascoltata. Purtroppo è brava anche se non l'ascolti, certo, rimane un segreto. Però voglio dire, ma te l'arte e il vedi che lui si intimidisce, non mi parla più. Sei un formatore, formaci, vogliamo formare. Stavate dicendo delle cose così interessanti. No, per dire no, appunto, assolutamente, anche perché ognuno di noi ha un'idea diversa del possesso, come tutti i temi che noi possiamo scegliere. Ognuno di noi si fa un'idea, per lui, se ho capito bene, per Fabio è stato possedere la libertà, per altri, per Franco sarà qualcos'altro, cioè l'idea di possesso che ognuno di noi ha, come di tutte le cose, è assolutamente unica e speciale. Nel mio caso ti posso dire che quando penso alla parola possesso, la prima cosa che mi viene in mente è il contatto, nel senso che contatto ho con le cose che possiedo, e il fatto che ogni oggetto che io ho, col quale ho contatto, ha una relazione particolare con me. E l'altra cosa che mi viene in mente è che noi normalmente ormai diamo un significato quasi sempre negativo alla parola possesso. Molte volte quando parliamo di possesso c'è sempre un'accezione più negativa che positiva. Ma queste cose qui te le dici, ne parli con la tua fidanzata? Sì. Sì, ma solo, vieni a dirle solo prima di colazione. Solo prima di colazione. Te Franco, che hai vissuto diversi anni, cosa dici di queste cose, a lato pratico? Io dico che non si possiede solo delle cose, si possiedono dei sentimenti, si possiedono... io per esempio penso di possedere una certa immaginazione, c'è chi possiede c'è chi possiede la pazienza, per esempio come i nostri spettatori in questo momento. Quindi, però ecco, sentimenti e emozioni, guarda che in realtà io sentivo un'esperta l'altra sera in non so che trasmissione, diceva proprio che non esterniamo le nostre emozioni, molte volte siamo un po' analfabeti di emozioni. La capacità di esprimere le proprie emozioni è una cosa fondamentale. Ma perché siamo scarsini, siamo scarsini, Franco. Ci si apre agli altri e quindi aprendosi agli altri si provocano anche delle reazioni molto positive, quindi sarebbe molto importante poter aprire i propri sentimenti agli altri e trasmettere quello che possediamo, cioè trasmettere quello che si possiede. Un maestro trasmette e quindi possiede cultura e la ritrasmette, quindi è molto importante questo passaggio
nel dare agli altri quello che si possiede noi stessi. È la base dell'artigianato, poi fondamentalmente. I vecchi maestri artigiani anche quello era importante. possedevano un talento, una maestria. Vogliamo vedere, perché cos'hai lì? Ho il libro che ho scritto su un romanzo di viaggio autobiografico. Quindi la fortuna viene a chi sorride, quindi qui c'è un po' la tua storia? Sì, esattamente. Dai, voi scrittori poi chissà cosa ci hai inventato, ricamato su. Dai, dopo vai anche di fantasia. Dai, di la verità! Nel dettaglio, sono tutti fatti accaduti veramente, però cronologicamente ci ho fatto un adattamento. Sotto lo pseudonimo di Luca, l'autore rivive le avventure di un grande viaggio, rievoca la terre attraverso le persone incontrate, i sentimenti e le meraviglie del mondo. Vamo là. E questo qui, finita la trasmissione, leggo subito. Certamente. E quindi, volevo farlo esibire, ma sai che sei più interessante come persona, ma viene dopo. Okay. Perché è vero che un artista deve essere, prima di tutto, deve avere qualcosa da dare, perché se no si va sul palco solo per bisogno di essere accettati delle volte. Esatto, sì. Infatti quello che io vendo nel mio spettacolo è anche un'interazione col pubblico. Cioè non è solo un'esibizione fine a se stessa, ma però perché nello specifico io faccio più che altro teatro di strada, feste di piazza. Stai attento che oggi le strade sono pericolose, hai visto quanti incidenti? Sì. E di conseguenza c'è molta interazione col pubblico, sono sia io a cercarla che loro ad aspettarla, a volerla. Ok. Ma ci sono dei luoghi che sono più disponibili ad accogliere gli artisti di strada, oppure luoghi che sono anni fa questa era una domanda che si poteva fare. Oggigiorno è talmente diventato un lavoro fra virgolette normale che penso che ormai sia proprio una questione globale. Però quando ho cominciato io 20 anni fa era molto più sviluppato nel nord Europa, per esempio, nei paesi anglosassoni. E c'è stato il ritorno in Italia, perché comunque il teatro di strada prende molto ispirazione dalla commedia dell'arte italiana. Stavo per dirlo, ti senti un po' dai giullari del Medioevo. Ti senti un discendente di quel tipo di attore? Certamente. E tu mi hai detto una cosa interessante prima parlando, che praticamente dicevi andare in un posto da turista non è la stessa cosa che andarci lavorando a contatto delle persone. Certamente, un conto è viaggiare come turista e fare una vacanza, un conto è vivere il luogo e lavorare anche in quel luogo e fare un lavoro che comunque ti porta a contatto con le persone del luogo. Se fai un lavoro come artista di strada che comunque... No, ma non dilungare, perché guarda, sono tutte persone sveglie, hanno già capito, cioè sono proprio persone questi che non devi fare proprio il discorso lungo, lo capiscono già nelle prime battute, guardale in faccia. Noi adesso abbiamo un piccolo contributo sempre di teatro, vediamo chi ci propongono mi dicono che c'è un inserto di Dondarini e me, da Bologna. Saremo... La mucca è un animale vegetariano. All'inizio del terzo millennio gli davano delle carcasse di altre mucche morte, delle ossa tritate, c'è la mucca pazza, c'è per forza. Il leone è un animale carnivoro, se gli dai dei radichi per un mese abbiamo il leone imbecille. Ma lei ha capito il nesso? Già la mucca aveva i suoi problemi, perché ormai non c'è più, c'è l'allevamento intensivo, non è più al pascolo, c'è la fecondazione artificiale, la mucca partorisce senza mai vedere un toro, vede solo il contadino. Dice, sarà figlio del contadino. Dice, è venuto il veterinario l'altro giorno, non avrò mica avuto una relazione col veterinario. Adesso non glielo dica al contadino, che non sia geloso. Prendiamo ad esempio l'Eden, il paradiso terrestre, l'Eden. Adamo ed Eva cosa hanno mangiato? Cosa hanno mangiato? La mela. Quindi? Quindi dovevano mangiare il serpente, perché li hanno cacciati fuori.
Se faceva una grigliata col serpente era meglio. Ho sbagliato esempio. Già era una famiglia litigiosa, cioè Abele se l'è anche cercata. Abele se l'è cercata. Diceva sempre, prendeva sempre in giro Caino, diceva Caino, pensa se la mamma anziché farsi una mela si faceva una pera, te ti chiamavano Cocaino. Ecco, la piadina con cosa è fatta? Di piada. Piada, sì, ho capito. Ma con cosa la fanno la piada? La fanno alla baracchina. Sì, la baracchina, abbiamo capito. Con con lo strutto. Con lo strutto. Quindi, cos'è lo strutto? Ho fatto morire uno strutto. Lo strutto non è un animale, c'è la giraffa, il leone, lo strutto. Lo strutto è... Com'è? Lei ha mai visto uno strutto? Sì. Mi faccia il verso dello strutto. Com'è? Ma perché lui si esprime proprio in circostanze raccapriccianti. Sì, spariamo parole a caso. Lo strutto non è un animale. Non è più fa una smorfia. È asimmetrico lo strutto. Allora, le sto dicendo, lo strutto è di che animale è? È grasso di maiale. Quindi il maiale ha fatto la liposuzione. Ma non ha fatto la liposuzione. Non si piaceva, dice vabbè, allora quello che rimane lo prendo io, lo metto nella piada. Cibarsi di vegetali. L'orzo, ha mai visto soffrire dell'orzo? Ha mai visto piangere l'orzo? Whey? No, non whey. L'orzo normale, l'orzo, l'ha mai visto piangere? Beh, l'orzo... Il grano, l'ha visto il grano? Il grano è duro, c'è il grano tenero, ma in genere il grano è cioè non fa trasparire, interiorizza le sofferenze. Interiorizza il grano? Cioè non è un essere del creatore, il grano no. L'hanno piantato gli extraterrestri, per quello si vedono i cerchi nel grano ogni tanto. Vengono a vedere, sarà maturo? Lei per vedere quando inizia la primavera deve guardare fuori, lei lo recepisce, sente che nell'aria qualcosa è cambiato, mette fuori le foglioline, le nuove gemme. La natura in sé è perfetta, ogni giorno avvengono in lei milioni di processi. Immagini che fosse il governo a creare il piano climatico triennale, le fasce climatiche, l'opposizione a fare il referendum popolare climatico. Ammesso e non concesso a questa fantasia, diciamo, perché sarebbe un gran caos. Io l'avevo già vista, me la ricordavo questo inserto. Siamo tornati qua. Allora, abbiamo tante cose da fare. È arrivato Manganoni? Sì, no, stavamo guardando il libro di Fabio. Ci piacerebbe che tu ne leggessi un pezzetto. Va bene. Come vuoi. Lui chiedeva qual è stato il posto più bello dove sei stato. Sei nel posto giusto, mettiti dietro. Va bene. No, visto che c'è quest'uomo che vaga qui, almeno lo utilizziamo. Prima di leggere, qual è il posto più bello dove l'esperienza più ricca che hai fatto in questi viaggi? Allora, la più ricca direi l'India, il più bello l'Australia. La più ricca? La più ricca per questioni proprio di testa interiore, di cuore anche l'India. Però si sente anche il problema delle aggressioni verso le donne, non c'è in India? Ma quando ci sono stato io non era ancora l'India di adesso, occidentalizzata come... Ci sei andato? Ero là nel 2001. 2001. Diciamo che era in quel periodo di passaggio verso una certa occidentalizzazione che si è poi verificata dal 2008-2010 in poi. Proviamo a far leggere un pezzetto. Ok. Qua giù? Sì. Meglio che puoi, sì. Togli quella roba lì, parliamo serio. Ah, grazie. Scusate. Da qui. Da qui, va bene. Vai. La fortuna del topo bianco. Il giorno dopo, di buon mattino, Gerard, che ne dici se andiamo al Carnimata, il tempio dei topi? Il mio amico ride e dice, ci stavo proprio pensando, ma tu credi ci siano sul serio tanti topi come dicono? Così sembra, e se poi vediamo il topo bianco è un segno di buona fortuna.
Ok, vado a chiamare Oliver, allora ci andiamo subito. Poco dopo ci avviamo tutti e tre al Tempio dei Topi, 30 chilometri a sud di Bikaner. Ecco, ci dicono la regia che ci dobbiamo rivedere dopo. È da picchiare, no? Te l'ha storpiato molto il testo? No, va benissimo. Bene. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I can't see. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're that old woman that I've seen. I can't see you see. He's living with another girl and playing with another heart. Placing high stake, making art ash. His love is so language. Jewel box live diamond nights and rubber lights high in the sky. Heaven help him when he falls. Diamond life, lover by a moving space with a minimum waste, a maximum joy. Satellites, a business nights, where you wake up for the car desire, one high and high. The place for beginning, the places of heart. The sediment is left to chance. The place to the end, but somewhere to start. No need to ask his smooth operator. Smooth operator, smooth operator, smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, west to Maine, across the northern south to Key Largo, love for sale. Face to face, each class is case. We share the box and a double cross, yet neither chase. A license to love and assurance to hold. Tie all the memories and change it all. God. He hides like the angels, but his heart is cold. No need to ask, is smooth operator, smooth operator, smooth operator, smooth operator, coast to coast. To Chicago, west to Maine, across the northern south to Key Largo.
operator, smooth operator, coast to coast, LA to Chicago, west of Maine, across the northern south to Key Largo, love for sale. Smooth operator. Allora mi scuso un attimo perché sto sostituendo indegnamente Davide, ma siamo in un momento di Giro d'Italia e pertanto non posso fare a meno di chiamare l'ospite illustre che c'è. Signore e signori, il pesce ragno della Montanara, Manganoni e il suo meccanico. Eccoli ancora fra noi. Sì. Bene, bene, sedetevi. Cioè, devi mettere a posto la bicicletta, non me. Cioè, me mi metto a posto io, la bicicletta. Ecco. Siede anche lei, signor meccanico. Cioè, il ciclismo è veramente duro, è veramente duro. L'altro giorno avevo, per dire quante fatiche, avevo le piaghe ai piedi a forza di pedalare, le vesciche alle mani per tenere in manubrio nelle strade anche un po' dissestate, avevo dei foruncoli nel sedere per cui stavo male in sella. Il direttore sportivo mi fa stringi i denti e dice ho un ascesso, è difficile anche quello. È certo che è uno sport duro, è uno degli sport più duri. È uno degli sport più duri e soprattutto la gente non se ne intende. L'altro giorno andava il telegiornale e diceva, l'anno scorso, Nibali conserva la maglia rosa per il terzo giorno consecutivo e cerca di mantenerla. È entrata una donna e dice 3 giorni con la stessa maglia, speriamo si sia almeno cambiato le mutande. Cioè, la gente non sa che la maglia rosa è un simbolo, cioè ci sono tante. Io ho una curiosità, perché c'è il mondo dei corridori è un mondo misterioso, pieno di cose. Coppi aveva Bartali. Ecco, se lei fosse Coppi, chi è? Chi è il suo Bartali? Chi è? No, io ho un ciclista che non so se fa apposta o no, ma me lo trovo sempre che mi ingombra, che non so. C'è stata una volta che ero in fuga, solo che mi aveva urtato questo quando ero ancora nel gruppo, sono arrivato, si è sgretolata la bicicletta vicino al traguardo, cosa facevo? Ho tentato la fuga a piedi, mi hanno fermato, dice questa non è mica marcia, dico questa no, ma la bicicletta si vada a vedere come si è ridotta, non si riesce a leggere, però io ho il diario, puoi leggere, perché voi telecronici fate delle domande, io voglio parlare di quello che voglio parlare, non è che non voglio parlare. No, ma certo, ecco. certo. Allora, qui c'è il diario, parla lui per me. Ecco. Bene, parla il diario. Bene. Ciclisti, professionisti e dilettanti. Alla partenza mi metto sempre il casco. È una conquista che da quando è obbligatorio ha già salvato la vita a molti di noi. Infatti. Sempre più gente viene a incoraggiarci lungo le strade mentre attraversiamo le loro terre. Posso leggere un po' anch'io, perché me lo sento, sai, siccome è il mio... Dove sei arrivato? Le loro terre. Il ciclismo è uno sport a domicilio che portiamo nei luoghi, nei paesi degli appassionati. Fatichiamo in mezzo alla gente comune perché il ciclismo è del popolo, siamo alla portata di tutti. A volte troppo alla portata, si apre una porta mentre passo io, rimango stordito di qualche minuto prima di riprendermi, ecco, questo l'ho scritto al presente perché questa è successo è la portata veramente. proprio, vera? Sì. Intanto il gruppo se ne va, tutto il gruppo in fuga, io a inseguire, assurdo, cose così non succedono neanche nelle barzellette, per qualche chilometro sono dietro anche alle moto che proteggono il Giro d'Italia dal traffico e mi tocca il caos cittadino, semafori rossi, precedenze da dare, ingorghi da subire e smog a iosa, un inferno. Nelle nostre strade è in atto una guerra viabile, senza l'intervento delle forze di pace. Non so bene dove andare, per fortuna ho con me la piantina della tappa e a ogni incrocio dubbio la consulto. Vai, Purtroppo 8 o 9 cicloamatori mi scambiano per un collega e mi si accodano. Gli grido di non seguirmi perché io sono un corridore professionista che sta gareggiando al Giro d'Italia. Non ci credono, uno di loro risponde: non preoccuparti, noi stiamo gareggiando al campionato del mondo di ciclismo, io sono Binda. Tiro dritto, scatto, così gli faccio vedere che c'è poco da scherzare, gli mostro che sono di una categoria superiore. È impossibile che un hobbista possa mantenere il ritmo di un professionista.
Momentaneamente loro ce la fanno. Accelero ancora, rilancio il ritmo, loro mi seguono. Ora mi è presa l'ansia da prestazione. Riaccelero ancora, loro mi imitano. Sprinto dando tutto me stesso. Niente, non si fanno staccare di 1 metro. Come fanno? Non lo so. Forse sono un po' hobbista anch'io, o sono un po' professionisti anche loro. Passa una decina di chilometri in difficoltà, ma finalmente la situazione cambia faccia. In lontananza intravedo il gruppo con tutti i corridori, mi rincuoro, supero l'ammiraglia e mi riaggancio. Ora sono di nuovo dentro al giro. I cicloamatori entrano con me, ma non hanno il numero di gara. L'organizzazione non capisce cosa stia succedendo. Qualcuno teme un sabotaggio. Viene fermata tutta la carovana. Vengono identificati gli intrusi, interrogati velocemente, loro spiegano di avermi seguito. Gli organizzatori... Ecco, andiamo, basta perché sennò diventa il mio... Poi mi sento nudo a sentir raccontare queste cose. Bravo, comunque complimenti. Ti medesimavi, si vede che te praticamente vivi su te stesso le emozioni che ti faccio vivere. Grazie, grazie. Non so cosa ho detto. Però grazie comunque. Molto molto interessante comunque. Va bene, noi adesso andiamo perché insieme... siamo in ritiro, abbiamo bisogno di andare. Ok. Se deve mandare un servizio lo mandi. Le faccio una sorpresa io, me l'hanno detto dalla regia. Va un servizio su allievi di teatro comico di un lavoro a cura della Bottega del Buon Umore che però ha svolto lei, quindi è un regalo, è un omaggio che fanno a lei, Antonio. Forse qualcosa che mi ricorda qualcos'altro. Quindi buona visione, noi andiamo, dai. Bene, buon... In viaggio dal Sud, scusa, sono... Sono la vostra guida, la vostra animatrice, la vostra consulente artistica. Mi chiamo Ornella. La costruzione risale al 72 d.C. e fu iniziata da Vespasiano. Scusi, ma il Colosseo è ancora a Roma? Sì. Sì, prego. Forse a Imola ce n'è una copia? Ma siamo a Imola? Lei da quanto tempo fa la guida? Oggi è il mio primo giorno. Ho studiato io. Ha mai pensato di andare in terapia? Mi avevano detto di spiegare l'arte e i monumenti ai viaggiatori. Non mi avevano mica detto che dovevo spiegare solo quelli di Imola. Fanno miracoli adesso. Fra poco entreremo in autostrada. Il casello dell'autostrada è stato disegnato dal geometra Rossi e porta il suo inconfondibile tratto. Mi sembra uguale a tutti gli altri. Brava. Si chiama conformismo. È la corrente artistica del geometra Rossi. I pali uguali agli altri pali, i ponti uguali agli altri ponti, è la firma di Rossi. Ma da che medico va questo Rossi? Signori, grazie di aver scelto la nostra compagnia. Io sono il pilota e a bordo troverete tutti i comfort. Mi raccomando, durante il volo non si fuma, ma se proprio non ne potete fare a meno, potete accomodarvi fuori dopo averlo chiesto al personale di bordo. Mi raccomando, quando siamo in quota non voglio sentire discussioni. Ma sa che questo è un pullman? Lui si crede un pilota d'aereo, assecondatelo. Non ha superato l'esame d'aviatori per motivi di vista. È miope? Miope? Sì, miope dall'occhio buono, quando non beve. Luci di posizione ok, gomma di scorta ok, liquido dei freni ok, panino di casa ok, termos ok, vino ok, telefono occupato. Arrivo, dipende, se non incontriamo perturbazioni. Se basta la benzina, oppure se non foriamo il carrello, 18 ore circa. Avevate del materiale umano notevole? Beh sì, è una bella classe, Sì. C'era uno che sembrava Antonello, mi ricordava molto.
E forse li faremo anche conoscere prima o poi anche ai nostri telespettatori. Qualcuno è già venuto, quindi... Bene. Mi dicevi che anche tu hai partecipato a un libro, come sei stato uno degli autori di un noir, Franco? Sì, queste sono le ultime due antologie uscite recentemente, dove io praticamente collaboro con un mio racconto in ognuna di queste due enciclopedie. Ma se ne porti troppi in una volta, la gente non si ricorda, Sì, scusa. Se uno ha scritto 18 libri, li porta tutti 18 quella puntata, scusa Franco. No, ma è un momento prolifico veramente, anche molto interessante, perché altri miei 4 racconti stanno per essere in 4 altre antologie, usciranno in questi giorni. La caratteristica di queste due antologie è che si tratta di, questo è ciò che succede nella nebbia, e anche Bassa in letteratura parla della Bassa emiliana, dove la nebbia, il Po, eccetera. Quindi da questo se ne deduce che io sono uno scrittore nebbioso. Capito. Beh, scrivere, io capisco, è bello che scriviate, il tuo libro è fuori da diversi anni, e continua a vendere a tutta, dicevi. Sì. Da che anno? 2012. 2012. L'anno di pubblicazione. Scrivere ti costringe a pensare, a riflettere, Cioè, diciamo che è venuto fuori abbastanza di getto, cioè, avendo vissuto in prima persona quelle l'esperienza di cui parlo nel romanzo, cioè, era già tutto lì, soltanto da scrivere. Qual è il tuo prossimo viaggio? Scusami Davide. No. Qual è il tuo prossimo viaggio? Il mio prossimo viaggio, devo andare a lavorare in Scozia ad una festa medievale. Devo fare il giullare in una festa medievale in Scozia a fine mese. Quante lingue sai? Allora, l'inglese e lo spagnolo lo parlo come l'italiano, a livello scolastico francese, tedesco e portoghese. Complimenti. Complimenti. E anche il romagnolo. Dai anche delle lezioni, se venissi a lezione io da te? Di cosa? Di quasi tutto. Quando vuoi. Vabbè. Anche te Valentina col tuo lavoro viaggi abbastanza? Sì, viaggio, non quanto lui, giustamente. Io poi ho viaggiato più forse che per lavoro, per diletto, perché poi viaggiare conosci... Diletto? Letto? Non di letto per passione, anche questa, insomma. E capisci sempre... Comunque gli incontri che promuove il viaggiare, credo che siano delle cose interessantissime, sempre, ma senza neanche andare chissà dove, voglio dire... Basta andare nella città vicina e già vedi persone nuove, vedi cose nuove. E il possesso dei luoghi. E mangi e assaggi cose nuove, fra l'altro. Quindi vi ho portato, con tutti questi viaggiatori, vi ho portato un po' fuori tema? No, il possesso della conoscenza anche degli altri, di nuove culture. Ritorniamo sempre al discorso di possedere, contattare, avere contatto con qualcosa che... Chiaro che questi qui sono il possesso di cose che poi è bello condividere. Quindi è un possesso che presuppone poi la generosità. Cioè, sicuramente chi viaggia, chi vede, chi impara. Non è Antonio, non è matematico. C'era Sergio, mi sembra, Sergio, che aveva molta conoscenza di se stesso e non ci vedeva, gli chiesero, gli diceva che era un viaggiatore, un esploratore, che andava dentro se stesso e vedeva degli universi. C'è gente che va anche in capo al mondo senza che ci sia un click. Questo lui un po' ha detto. Questo è verissimo. L'hai detto un po' te prima, in fondo. No, cioè, non so se intendiamo la stessa cosa. Ho conosciuto anche viaggiatori che viaggia, però alla fine con la testa sono rimasti sempre lì. Nel senso che non è che abbiano ampliato il loro bagaglio di esperienze, di conoscenze. Forse l'hanno ampliato in modo diverso da quello che a volte si presuppone di voler vedere, fare, imparare. No, chiaro. Ma tu pensa a quante persone a me piacciono anche le pause di lui. La pausa da viaggiatore che lascia tempo anche all'universo attorno a lui. Voglio dire, quante persone attraversano mezzo mondo per venire a vedere la nostra storia. Poi casomai non ce l'abbiamo lì e non ci andiamo, non andiamo a vedere un museo, non andiamo a vedere un monumento.
Poi credo che i viaggi siano comunque mentali, no? Se io vado a vedere un antico monumento è perché lo guardo e mi immagino se fossi stato là io, a quel tempo, che tipo di vita avrei fatto. Questa è una riflessione abbastanza logica, no? Che viene. E quindi si viaggia dentro. Stavo cercando di capire cioè dal possesso tutto questo viaggio che abbiamo fatto dove ci sta portando. No, questo stavo dicendo che possediamo esatto. dei beni storici io vi vengo dietro. culturali meravigliosi. Sì. Forse dovremmo approcciarci un po' meglio, un po' di più. No, ma era per dire che il tema è talmente vasto che certo. Sul tema del possesso, a seconda dell'esperienza di ognuno, si arriva inevitabilmente a parlare di altre cose, perché comunque ciò che comunque fa parte di noi, che possediamo, che abbiamo e lascia traccia, una vera traccia, è perché ci porta ad aver avuto relazioni con cose, luoghi, persone, odori, sapori, quindi il possesso fondamentalmente è qualcosa di molto meno materiale di quanto non si creda, ed è molto più positivo come termine, come idea. Io le cose che non ho capito poi riguardo la puntata, per esempio tu se delle cose le devo puntualizzare, vi telefono e chiedo ma lì cosa volevi dire? Ho capito bene, era questo o era un'altra cosa? Era questo. Sperando che a casa abbiano un'idea, insomma, che oltre ad ascoltarci, insomma, abbiano anche loro un'idea di possesso. Ma tu possiedi recentemente anche un hard disk? Sì. No, io non sono, adesso detto da me è sempre brutto parlarsi addosso, però credo che parecchi di voi possano testimoniare che non sono particolarmente attaccato per esempio alle cose, perché perdo tutto. Già quando devo andare via qui in studio sono la dannazione della regia di Enrico Magigrano, perché risuono e ho scordato questo, ho scordato quello già qui in studio, quindi io non è che sia attaccato a perlomeno l'abbiamo visto, sì. L'avete visto? Sì, confermo anch'io. Io confermo. Sì, giornate intere a cercare. Ecco, la cosa negativa è quello che dopo perdi del tempo a cercare le cose se ti servono, però vuol dire che io poi non vivrei con poco. La trasmissione dura un'ora, ma l'impegno televisivo dura 4 ore, certo. Beh, d'altra parte, voglio dire. E te Franco trovi che in questi anni, da quando, adesso hai 45 anni, quando ne avevi 20, trovi che la gente era più attaccata alle cose, c'erano più valori, meno valori? Io penso che non sia cambiato niente. Ecco, in realtà non è tanti discorsi. La realtà è che il possedere in modo compulsivo, il possedere invece dei sentimenti, il possedere delle capacità, eccetera, è sempre stato insito nella natura umana. Quindi dall'uomo cavernicolo in poi ognuno ha sempre posseduto qualcosa. La capacità dell'uomo è stata quella di trasmetterle questo possesso, di trasmettere e quindi di creare una continua cultura di quello che si è possesso, eccetera. Bellissimo questo giro di Intanto io non l'avrei fatto esibire perché lui è abituato all'imprevisto, però mi dicono di farlo esibire perché la gente è incuriosita da questo personaggio. Lo vogliamo vedere, dai. Ti rifai a qualcuno in particolare? Ti ispiri a? Se mi ispiro a qualcuno... La maglietta mi ricorda chi è che ti piace nel tuo settore? Ma un giocoliere particolare? Ma in genere il Cirque du Soleil mi piace in genere tutto. Dici poco. Magari ti chiamano uno di sti giorni. Non si sa mai. Quando vuoi far partire la base? Fabio Zaganelli.
L'autografo, ecco, sì, va bene, l'autografo. Io l'applauso te l'avevo fatto all'inizio perché ero così sicuro, per cui te l'ho fatto sulla fiducia subito. Bravo, quindi adesso vedremo, e con la legge di gravità, con la forza di gravità ce la faresti lo stesso, sulla Luna come faresti? Oh, non ho mai provato, sarebbe da verificare. Io ero preoccupato, devo dire la verità. Sì, anche perché se gli partiva, i primi eravamo noi. Vabbè, è un professionista. No, lo so, ma era una battuta, però... E poi in questo caso non possedevo sufficiente fiducia. Cioè, potrei capire lei, ma te sei differentemente pettinabile, non ti avrei rovinato il taglio di capelli. Insomma, ero... Ragazzi, buon temponi che non siete alti. Noi abbiamo buttato lì due cose. No, la cosa importante che mi piace di voi è che di qualsiasi cosa parliamo non è che ve la tirate troppo, cioè buttiamo lì una cosa su cui riflettere, su cui dobbiamo essere i primi noi durante la settimana a andare a ripassare l'argomento. Molto umilmente. E già quando uno dice che è umile spesso non lo è, comunque va bene, lo è. Allora io vi saluto perché tra un po' ci stacca la regia. Scusate l'intrusione di quell'uomo del meccanico del ciclismo che non trovava lo studio, sembra che finalmente l'abbia trovato. Grazie Bruna che lavori dietro quinta, grazie alla regia Enrico e tutti i suoi tecnici. Franco, insomma, continui a riflettere, bravo, non è mica poco quello che stai facendo, bravo, bravissimo. Brava Valentina. Grazie, ciao a tutti. Alla prossima canzone. Antonio, i tuoi allievi ti è venuta la lacrimosa. No, li porteranno qui, li porteremo qui i tuoi allievi e vedremo anche degli altri pezzi, degli altri frammenti. Grazie. Antonio, Fabio, ciao Davide. Ciao a tutti. A tutti, arrivederci. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more.